Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio e io per meglio spiegarvi l'artista che è venuto a trovarci, avete visto all'inizio del programma, ma adesso l'andiamo a conoscere meglio, vi faccio vedere un contributo dalla regia. La regista e performer di arte contemporanea Francesca Chialà ha dipinto con il suo corpo la tela Stop Violence Against Women durante la gara di canottaggio Via Le Mani, una performance di body painting con la vice campionessa europea di kata Sofia Garofoli. Si sono dipinti a vicenda per contaminare artisticamente anche le arti marziali, una bella metafora dell'equilibrio tra mente e corpo e della necessità per le donne di apprendere uno stile armonico di difesa personale. La body artist ha coinvolto le centinaia di persone che hanno assistito alla gara di solidarietà al Circolo Canottieri Roma, colorando di rosso i loro volti. Ha dipinto le canottiere, gli atleti, i personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che si sono sfidati per gridare tutti insieme no alla violenza sulle donne. Una divertente sorpresa è stata l'azione performativa con il famoso pallanuotista cubano Amarios Perez, che si è fatto coinvolgere nel body painting. Il corpo dell'atleta è diventato una tela vivente, dipinto dalla Chialà e dalla campionessa di arti marziali. L'allenatore di pallanuoto si è poi cimentato in un tuffo artistico, scivolando sulla tela lunga 10 metri, mentre la body artist continuava a dipingerlo. Perez ha voluto ribadire il suo personale stop alla violenza, prendendo in braccio contemporaneamente la Chialà e la Garofoli con una forza sovrumana e gridando «Viva le donne!». Via Le Mani è un evento di beneficenza promosso dalla Federazione Italiana di Canottaggio del CONI, insieme a Dance of Women in favore del telefono rosa, che da anni si batte per i diritti dei più deboli. Come dicevo, l'avete vista all'inizio, è qui con noi Francesca Chialà, regista, performer, artista a tutto tondo e soprattutto tu sei l'ideatrice della Festa delle Sette Arti. Sì, Che in qualche modo quella ti presenta bene, come dire, no? Grazie Gio. La Festa delle Sette Arti è un movimento artistico, ormai è diventato anche un movimento sportivo perché ne fanno parte musicisti, cantanti, artisti appartenenti a tutte e sette le arti e ormai tanti atleti, come avete visto nel video, appartenenti a diversi sport, perché l'obiettivo è mettere insieme le sette arti e diversi sport, contaminarli, ma per promuovere i diritti umani, sociali e ambientali, dare voce a chi non ha voce. Come è nata questa idea, diciamo? Ma in realtà è nata dall'impegno civico, è nata a Monti, tra l'altro io indosso l'abito della prima performance di body painting che ho fatto per le donne afghane. Che anno è stata? Allora, quella di body painting è stata 2 anni fa, quando proprio stavano andando via tutti dall'Afghanistan. Ho cominciato a fare performance già prima, ma non facevo body painting. Mettevo insieme tutte e sette le arti, facevo solo la regista, diciamo, conducevo. esatto. Poi 2 anni fa ho avuto quest'idea di mettere sul tetto della Metro Cavour delle tele, di coinvolgere delle ballerine, di cominciare a dipingere. Ma perché ho avuto quest'idea? Perché sopra il tetto della Metro Cavour 10 anni fa, quando ho comprato casa a Monti, c'era una salina di immondizia e io mi sono chiesta ma perché nessuno pulisce? Poi ho scoperto che semplicemente quelli dell'ATAC non davano le chiavi a quelli dell'AMA, per cui sono riuscita a risolvere questo problema e a trasformare il tetto di quella metro in un progetto di arte contemporanea. Quindi sei riuscita dove tanti sindaci non riescono, no, detto molto banalmente. Semplicemente io penso che l'arte deve avere una funzione sociale, esatto, di attivazione del cambiamento, e io lo faccio concretamente, per cui poi avevo deciso di fare una grande festa, ecco perché il nome festa, per festeggiare la ripulitura della terrazza, e quindi per la prima volta abbiamo fatto questa grande performance e da lì poi è stato un divenire. Io ogni volta che vedo uno spazio sporco, come sai l'abbiamo fatto sul Tevere tante volte, quindi dico vabbè, allora facciamo così, lo facciamo ripulire e poi facciamo una grande festa per poi promuovere altri temi, come è stato in questo caso quello della violenza contro le donne. Abbiamo deciso di animare artisticamente la gara di canottaggio Via Le Mani e ho dipinto tutti gli atleti sportivi, e poi la cosa bella è che tutti
tutto, diciamo, diventa un divenire, improvvisazione, ma la vita che entra nell'arte. L'ultima performance che abbiamo fatto con Michelangelo Pistoletto, col Teatro dell'Opera di Roma, abbiamo dato voce al mondo della disabilità con Salvatore Scimmino, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, che tu hai avuto qui, ed è stato straordinario perché Salvatore è uscito dall'acqua, ha fatto su una gamba tutto, diciamo, tutta la riva fino ad arrivare dove eravamo noi, e poi si è fatto dipingere il corpo. Il suo corpo è diventato una tela vivente, è stata una cosa incredibile. E mentre i cantanti del Teatro dell'Opera intonavano il Rigoletto di Verdi, lui ha cominciato a saltellare, ed è stata una cosa di un'emozione. E dopo questo lui ha fatto 50 chilometri per arrivare a Fiumicino. E tutto questo, come sai, lo stiamo facendo perché lui ha fatto depositare una legge alla Commissione Sanità del Senato per fare equiparare i disabili nella vita e i disabili nel lavoro. Sul posto di lavoro, e mi sembra, speriamo che vada in porto perché è veramente importante. Francesca, tu sai che noi abbiamo rubato questo spazio per commemorare questa giornata e ricordare anche le sorelle Mirabal, perché questa giornata poi è stata istituita nel 99 per un fatto che è accaduto nel 1960, non tutti lo sanno e quindi lo volevo anche ricordare, e appunto abbiamo aperto la trasmissione con le nostre ballerine, con Agnese che tornerà dopo, e ti volevo chiedere di tornare alla fine, cioè stare con noi alla fine per sporcarci un po', perché guarda, abbiamo lasciato le ciotole qui e poi facciamo così, mi prendo un appuntamento con te, un impegno che voglio prendere in diretta, facciamo che una volta al mese tu torni, se ti fa piacere, te lo sto dicendo così, non te l'avevo detto, 5 minuti ti potrò dare, però torni per dire diciamo, l'evoluzione di queste tue manifestazioni che sono bellissime, importantissime, e poi coinvolgi tanta gente. Grazie. Promesso? Grazie. Allora grazie, lo faremo fino al 29 giugno, noi saremo qui. Dunque, grazie Francesca, ci vediamo alla fine e adesso passiamo la linea a You Start Libri con Antonella Sotile. Le ho rubato un po' di spazio, ma mi capirà, tutta per voi. Buon pomeriggio e bentrovati al nostro ponte di libri fra terra e uomini di valore. Oggi abbiamo pensato di neutralizzare la negatività di questa giornata, ma con il potere salvifico della poesia. Una giornata in cui dobbiamo innanzitutto parlare d'amore, e come farlo se non attraverso la poesia. Per cui l'ospite che ho con me oggi è una donna, una professionista, una dirigente scolastico, un critico letterario, una poetessa. Ma prima di svelarvi il nome di questa meravigliosa donna, a cui abbiamo anche chiesto di indossare un tocco di rosso proprio per ricordare questo impegno comune nella lotta alla violenza, voglio citare un grande imperatore, un grande uomo, imperatore Adriano. La lettura dei poeti produsse in me effetti ancor più conturbanti. Non sono del tutto certo che conoscere l'amore sia più inebriante che scoprire la poesia. Abbiamo con noi Fabio Baldi per scoprire la poesia. Buonasera. Benvenuta Fabia, ti abbiamo già introdotto. Prima di entrare nel merito della tua ultima fatica letteraria, un saggio di critica su un grande poeta vivente, sì, Corrado Calabrò, mio conterraneo, quindi diciamolo, è molto amato, giurista soprattutto, sì, insigne, ma che è più noto, e forse molti di noi lo amano più per la sua, per il suo talento poetico. Vorrei parlare di te come poetessa. C'è un colore della poesia, l'ultimo tuo componimento poetico è come un'ala di rondine, quindi sì, le ali sono un po' difficili da disegnare, ma c'è un colore che per te simboleggia la poesia? Ma un colore, la poesia simboleggia un po' tutti i colori dell'arcobaleno, perché tante sono le espressioni a cui la poesia può dare voce, e quindi è una gamma di sentimenti che si può realizzare veramente in tutti i colori dell'arcobaleno. Il mio colore preferito, tuttavia, è l'azzurro, perché è l'azzurro del cielo, l'azzurro del mare, l'azzurro della calma e della tranquillità.
Il colore dell'infinito in fondo, no? Certamente. Perché guardando un cielo, guardando il mare abbiamo subito la dimensione o anche dello stesso universo, no? Fabia, abbiamo detto prima che tu sei anche una dirigente scolastica. Sì. Come si riesce oggi a far innamorare i giovani studenti della poesia, che senza ombra di dubbio si scopre un po' più da adulti, almeno per me è stato così. È un'ottima domanda, Antonella, e ti ringrazio per avermela posta. La risposta secondo me è molto semplice e molto complicata allo stesso tempo, facendo conoscere la poesia, organizzando reading nelle scuole, facendo conoscere i poeti ancora viventi agli studenti, in modo tale che vedano che in carne ed ossa il poeta esiste e le sue poesie sono veramente carne e sangue, sentimenti. Non che i poeti laureati, per dirla con Montale, no? Non siano importanti, e non che la storia della letteratura e della poesia in particolare non sia importante, però io ritengo che al giorno d'oggi, con la crisi di valori che c'è, con il disorientamento che i ragazzi stanno vivendo, forse portare un esempio vivente di grande poeta a loro possa essere di grande aiuto, perché i ragazzi, quando organizziamo questi reading poetici, improvvisamente si illuminano perché scoprono qualcosa che fino a quel momento magari avevano considerato noioso. Certo, Tu sai che purtroppo la scuola soffre di questo male, perché gli stessi promessi sposi, che sono sempre ostacolati, tacciati di noiosità, eccetera, quando uno li legge al di fuori della scuola, scopre un mondo. Quindi probabilmente va un po' anche abbattuto questo muro, diciamo, dell'istituzione, no? Dell'obbligatorietà con cui viene visto lo studio. Lo studio certo è un obbligo, è un impegno, certo, è una impegno, fatica, è un sacrificio, però deve essere anche un grande piacere. E io ritengo che la professione di chi lavora nella scuola a tutti i livelli, io ho insegnato 20 anni, per cui parlo da docente e sono quasi 20 anni che faccio il dirigente, per cui conosco un po' tutte e due le facce della stessa medaglia, e devo dire che un filo rosso, tanto per ricollegarci al colore simbolo della giornata di oggi, un filo rosso che ci può essere tra tutti noi operatori della scuola è questo, la passione con cui dobbiamo fare il nostro lavoro, perché questo è un lavoro che non si può scegliere come ripiego, che non si può improvvisare, ma è una professione, un lavoro, una missione di grande responsabilità. Di grande perché responsabilità. Noi affidiamo a voi professori i nostri figli, il nostro futuro. Adesso abbiamo un intermezzo musicale, vogliamo regalarti una canzone che tu ami molto, il maestro Alex Paravano. Grazie. Ain't no mountain I can know, ain't no valley low I know, ain't no river wide I know to keep it from getting to you. Ain't no mountain high I know, ain't no valley low I know, ain't no river wide I know to keep it from getting you. Grazie maestro. Grazie del dono, davvero un grande dono. Una colonna sonora per una poetessa che mi ha stupito come scelta, no? Infatti mi chiedo, esiste una colonna sonora per mentre si scrive o comunque una musica che induce di più al poetare? Per quanto mi riguarda no, devo dire, anche perché l'ispirazione è sorpresa. L'ispirazione è la visita di un Dio, come qualcuno ha detto, che sorprende il poeta. Del resto il poeta deve sorprendersi e sorprendere, perché la poesia non è un'azione didascalica, è un'azione comunicativa, sì, ma soprattutto la poesia, come tutta l'arte, prima abbiamo visto artisti di vario genere che si sono succeduti in questo studio, l'arte è suggestione, è saper emozionare, e quindi dobbiamo farci sorprendere continuamente.
E tu ci sorprendi perché appunto passi addirittura a farti tradurre all'estero, insomma la tenda dell'attesa è un successo che hai portato anche all'estero, abbiamo qui la versione tradotta, eccolo qui per la regia che mi rimproverano sempre di essere un po' discola, ecco qua. Poesia, altrove, oltre, sogno, la differenza tra altrove e oltre? La differenza tra altrove ed oltre è molto semplice. L'altrove è una suggestione poetica, come dicevo prima. Oltre può essere usato in tanti contesti e può dare adito a diverse, diciamo, tipologie grammaticali anche, ma l'altrove è il luogo poetico per eccellenza. L'altrove è quel luogo che non è ora, non è qui, ma è una dimensione completamente indefinita, sia nello spazio che nel tempo, in cui ci ritroviamo davvero spogliati della nostra quotidianità, della nostra normalità, e in questo altrove incontriamo tutte le anime che sono suggestionabili dalla poesia. È anche un luogo... Possiamo tranquillizzare chi ci ascolta che l'altrove appartiene a tutti, senza anche essere appartiene a poeti, tutti. no? Certo. Quindi, l'altrove appartiene come a il sogno, tutti. il mito, come insomma, il sogno, il come... mito, certo. Ma quando io parlo di poeti, non parlo del poeta riconosciuto come tale, perché ognuno di noi dentro di sé può avere un poeta che nemmeno sa di ospitare, no? Per cui leggendo una poesia ci riconosciamo e sembra magari che quei versi siano scaturiti da noi stessi, che il poeta ci abbia visto dentro e abbia letto nel nostro intimo più profondo. Beh, penso che forse il potere più grande della poesia è proprio sentir risuonare, no? Dentro di sé proprio questi versi, i sentimenti anche che i versi ispirano. Ma tu concordi con Adriano che sia più inebriante la poesia dell'amore? Ma guarda, poesia e amore si fondono. Poesia e amore sono intrecciati in modo indissolubile e quando parlo di amore non parlo solo amore nel senso sentimentale del termine, ma amore per tutta la vita, per tutti gli aspetti della vita, amore per la natura, amore per qualsiasi diciamo, esperienza che ci coglie davvero sulla soglia di questo altrove. Amore e poesia sono due facce di uno stesso sentire, di una stessa realtà. Io ho scritto molte poesie d'amore sentimentale. Infatti stavo per chiederti proprio questo, sì. Siccome tu oltre ad essere una grande poetessa abbiamo scoperto che hai anche un talento perché hai una bellissima voce, quindi io ti ho sentito leggere i versi di Corrado Calabrò, ma volevo chiederti di farci questo regalo. Volentieri. E quindi io avevo segnato una delle poesie finali che sono di Corrado Calabrò in questo libro, questa tua ultima fatica, eccola qua, a Roaming, e poi sveliamo il perché. Molto volentieri Antonella, grazie. Stai facendo tanti doni, tanti regali, mi stai sorprendendo veramente. Roaming. Secondo le equazioni di Einstein, spazio e tempo sono intercambiabili. Dunque, perché non viaggiare nel tempo? L'Odissea presuppone l'Iliade, senza la quale non avrebbe senso. Così lo spazio presuppone il tempo, l'universo un diverso universo e l'oblio presuppone la memoria. Un sobbalzo nel tempo dello spazio che allarghi fantasmaticamente oltre sé l'orizzonte degli eventi. Può capitare i miliardi di anni, o viaggiare a ritroso nel tempo, fino a giungere a un passo dalla soglia oltre la quale forse attende Dio. O l'antidio di un anti-universo che sta incoccando a occhi chiusi la freccia verso un altro spazio e un altro tempo dove la consecutio non ha senso. Sotto stupite stelle si smarrisce per noi la distinzione tra provenienza e destinazione. Grazie.
Avevo ragione che hai anche questo Grazie. ulteriore talento. E andiamo a questo libro, no? Quindi questo libro dedicato a una persona che ami molto e che parla dell'errare, del viaggiare, già il titolo, un moderno wanderer tra mare e stelle, sotto stupite stelle, Certo. abbiamo visto, si nasconde la differenza fra partenza ed arrivo. Che Sì. significa questo errare che noi ricordiamo sin da Petrarca, Solo e Pensoso, Certo. insomma, in questi è un errare che appartiene a tutti, ma tu perché hai voluto mettere in evidenza questa modalità della poetica di Corrado Calabrò? Intanto io mi occupo della poetica di Corrado Calabrò da diversi anni. Nel 2019 è uscito L'altrove, nella poetica di Corrado Calabrò per Aracne, e adesso questo Wanderer per il Convivio Editore. Wanderer è il viandante, è colui che inizia un viaggio non per arrivare, ma per assaporare passo dopo passo il viaggio nella, diciamo, compenetrazione con la natura che vive momento per momento. Quindi il viaggiare per viaggiare, senza una meta, l'errare, come giustamente dicevi tu, ricordando Petrarca, possiamo ricordare anche Ariosto, perché errare, come diceva Angelo Piero Cappello nella presentazione appunto di questo ultimo libro, errare ha la duplice accezione di vagabondare ma anche di sbagliare. Di sbagliare. Quindi il viaggio mette alla prova chi lo intraprende, perché non sa che cosa potrà accadere durante questo consegnarsi alla natura e al viaggio. Credo che il Wanderer sia proprio l'immagine più rappresentativa del poeta, perché il poeta cosa fa se non un viaggio? Un viaggio che è dentro di sé, è dentro la realtà, è dentro l'altrove, e quindi un viaggio che lo porta dalle sue profondità intime, segrete, più remote della sua anima, fino a scoprire mano a mano la natura. Abbiamo visto il mare e le stelle, che sono due passioni di Corrado Calabrò, e dove finisce il mare, dove finiscono le stelle. Oltre all'astrofisica, perché anche Oltre all'astrofisica, infatti, bravissima. Ricordiamo che questo poeta è un Certo. poeta moderno, quindi c'è questa modalità, no, di affrontare il vuoto parlando Certo. anche di fisica, no? Di fisica quantistica. Anche lì poi ho una Sì. domanda sul vuoto. Sì, sì, certamente. Scusami, ti ho interrotto. No, no, figurati, anzi hai apportato una, diciamo, una dimensione importantissima, perché appunto oltre il mare, oltre le stelle, oltre il Finisterre, non ci sono colonne d'Ercole, ma si spalanca l'infinito dell'universo. E quindi questo vagabondare non ha mai fine, perché riesce a non trovare mai orizzonti, riesce a sconfinare sempre in un anelito di ricerca continuo, perpetuo, inesausto, che mette a dura prova il poeta stesso, perché la poesia spesso e volentieri è anche sofferenza. E spavento, È perché spavento. credo che ci sia un modo di affacciarsi sull'abisso di sul sé sublime e terribile. sul sublime terribile, Come infatti. diceva Kant, qualcosa che ci attrae ma che allo stesso tempo ci Che terrorizza. spaventa. Io quando in questa bellissima presentazione che hai fatto al Circolo degli Esseri Sì. del libro, nel sentire parlare, no, di questa figura del passeggio, che poi è una figura anche romantica, Sì, no? sì, Il plein air, certamente. i passeggiatori, il movimento anche Sì. tedesco della Wanderung. Mi è venuto in mente l'Eremita, la carta, io sono appassionata ai tarocchi, la carta dell'Eremita, dove c'è quest'uomo, questo vecchio che attraversa l'esistenza con una lampada, che ricorda un po' il messaggio evangelico anche della lampada ai nostri piedi. vero. Quanto è importante la solitudine per il poeta? La solitudine direi che è fondamentale. La solitudine è lo spazio per ascoltare se stessi, e quindi il poeta
se è continuamente stimolato dall'esterno, no? Prima si parlava di canzoni, di musiche. A proposito di solitudine, io non vi faccio Prego. stare sole, devo per forza intervenire, non vorrei mai, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito e mi dispiace veramente tanto, però vi chiedo così, te lo chiedo così, dobbiamo live. finire Sì. con un altro consiglio Dai, letterario. vediamolo subito. Allora, va bene, a parte consigliare di leggere il libro di Fabia Baldi, su Corrado Calabrò e la sua poetica dell'errare, del viaggiare, e tutti gli altri libri, tutte le raccolte di poesia di Fabia Baldi, sapete che dobbiamo sempre dare un consiglio socio-giuridico di lettura, e quindi vi consiglio in questa giornata il saggio che nel 2021 ha vinto il premio Ius Arte Libri come miglior saggio del magistrato Paola Di Nicola, La mia parola contro la sua sul pregiudizio femminile, un pregiudizio che poi arriva purtroppo anche nelle aule processuali. Faccio dono di questo libro a Fabia Baldi, perché vorrei chiedere a Fabia Baldi di partecipare ad un nostro progetto in cui vogliamo ristrutturare, destrutturare il linguaggio comune per analizzare quanti pregiudizi ci accompagnano e che poi forse influiscono, forse decisamente influiscono anche sulla violenza. Grazie Antonella. Io invito Grazie te davvero. e Grazie. invito Fabia Baldi, se vuole, a rimanere con noi alla fine della trasmissione, Certo. così facciamo tutti quanti un Volentieri, saluto con certo. la nostra regista Francesca Chialà. Subito dopo la pubblicità, a tra pochissimo.